Proseguono le ricerche dei dispersi sotto le macerie del ponte Morandi a Genova. Identificata l'anziana intossicata dai fumi conseguenti al crollo. Trovati 45 alloggi, ma gli sfollati sono 558. Chiavari consiglio straordinario su Fare e Torriglia. Per il sindaco le modifiche all'ex colonia tuteleranno la parte pubblica. Noi di Chiavari intende portare la questione alle autorità. Nel primo pomeriggio di oggi la messa in sicurezza delle gallerie di Moneglia, la buca in località Madonneta sarà riempita con il cemento, prevista una chiusura temporanea intorno alle 15:30. La festa dell'Assunta a Portofino è stata un'occasione per presentare i restauri della chiesa del Divo Martino, la cupola lato nord e 12 vetrate, la spesa coperta grazie alla generosità di benefattori. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura anche quest'oggi torniamo a Genova con gli ultimi aggiornamenti. Per il quarto giorno consecutivo proseguono gli interventi sul greto del fiume Polcevera alla ricerca delle persone che ad oggi risultano ancora disperse. Il crollo del ponte Morandi ha lasciato senza abitazione 558 persone, per le quali da ieri si è costituita una commissione ad hoc per trovare soluzioni abitative alternative in città. Il punto della situazione nel primo servizio di quest'oggi. Sono proseguite tutta la notte le operazioni di demolizione e ricerca dei dispersi da parte delle squadre USAR dei Vigili del Fuoco di Genova. Questa mattina un principio di incendio ha coinvolto del materiale accatastato in una delle aree interessate dal crollo del ponte Morandi, causato dalle scintille generate dall'utilizzo di un'attrezzatura da taglio. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione dei mezzi che martedì erano rimasti bloccati sul troncone del viadotto non crollato. E mentre proseguono le ricerche dei dispersi, sono stabili le condizioni dei 10 feriti ricoverate nelle strutture ospedaliere genovesi. Questa mattina è stata identificata la donna intossicata dai fumi che avevano investito la sua casa dopo l'incendio scoppiato contestualmente al crollo del ponte. Si tratta di Angela Fiori, sassarese di nascita ma genovese di adozione, residente a Certosa. Ha 74 anni e sempre ricoverata in rianimazione al monoblocco. Contestualmente si stanno cercando soluzioni per gli sfollati. 45 alloggi saranno messi a disposizione da subito per altrettanti nuclei familiari sfollati. Sono stati individuati dalla task force costituita da Regione, Comune di Genova, Arte Genova, l'azienda territoriale per l'edilizia, per dare una risposta immediata ad una parte degli oltre 300 nuclei familiari che risiedevano in via Porro e in via del Campasso. I 45 alloggi assegnabili subito sono rispettivamente 33 di Arte Genova e 12 del Comune. Arte si occuperà inoltre del trasloco degli immobili. Saranno i Vigili del Fuoco a dare l'autorizzazione alle famiglie per il ritiro del mobilio. Domani il Presidente della Regione Toti e il Sindaco Marco Bucci consegneranno al Presidente del Consiglio dei Ministri Conte un documento contenente l'elenco di ulteriori 300 abitazioni individuate per le quali verrà richiesto un finanziamento straordinario finalizzato alla loro ristrutturazione. Ammontano 311 i nuclei familiari sfollati che abitavano nei palazzi di via Porro e via Campasso, per un totale di 558 persone attualmente ospitate da familiari in alberghi e strutture cittadine. E domani, come noto, sarà la giornata del lutto nazionale in concomitanza con i funerali che saranno presieduti alle 11:30 dal cardinale Angelo Bagnasco nel padiglione B della Fiera del Mare e concelebrati dai vescovi liguri, tra cui anche il nostro vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Il vescovo di Chiavari peraltro ha chiesto che alle 11 vengano suonate le campane in tutte le chiese della diocesi. Sentimenti di partecipazione e di dolore per le vittime del crollo del Ponte Morandi sono espressi da amministratori e associazioni di categoria del Tigullio. I commercianti e gli artigiani di Lavagna invitano gli iscritti ad abbassare la saracinesca durante le esequie di Stato domani dalle 11:30 alle 11:45. Analogo invito è indirizzato a tutti i commercianti dall'Ascom, delegazione di Chiavari, e dal CIV chiavarese. Partecipazione al lutto anche da parte del Comune di Rapallo, dove il sindaco invita ad abbassare le serrande dei negozi e accogliere l'invito del vescovo a suonare le campane delle chiese della città in concomitanza con i funerali. A Santa Margherita Ligure le bandiere cittadine saranno ammainate e tutte le manifestazioni di oggi e domani rinviate. E intanto su Genova ci sono alcune modifiche che riguardano la viabilità cittadina conseguente proprio all'emergenza che si è venuta a creare con il crollo del ponte Morandi. Da oggi e sino a domenica 2 settembre sono in vigore le seguenti prescrizioni: il divieto di transito dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 17 alle 19 per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate adibiti al trasporto
di cose, esclusi gli autoveicoli che trasportano merci deperibili, derrate alimentari, carburante destinato agli impianti di distribuzione e alle utenze locali nelle seguenti tratti stradali: lungomare Canepa, nel tratto compreso tra la rampa discendente dal ponte che adduce allo stesso lungomare Canepa e via Guido Rossa, e via Guido Rossa nel tratto compresa tra rotatoria Fiumara, esclusa, e lungomare Canepa. Molti appuntamenti annullati, come abbiamo detto, per quanto riguarda Chiavari. Tutti gli appuntamenti in calendario per oggi, domani e domenica sono stati annullati, fatta eccezione per quelli di carattere religioso. Il calendario degli eventi riprenderà regolare dal lunedì 20 agosto. Analogo provvedimento anche per quanto riguarda il comune di Rapallo. Ora la pagina amministrativa con il Consiglio Comunale di Chiavari, un'accesa discussione nell'ambito della riunione che si è tenuta ieri sulle pratiche relative alla colonia Fara e al Torriglia, temi proposti dalla minoranza che non erano stati affrontati nella precedente seduta. Sentiamo. Diminuisce la parte privata, aumenta quella pubblica. Legge così il sindaco di Chiavari la questione colonia Fara. Il tema è stato discusso nel consiglio straordinario richiesto dalla minoranza. Marco Di Capua sottolinea alcuni aspetti. Intanto dice è uno dei pochi casi in cui un proprietario decide di costruire meno, ma questa è una sua libera scelta. Tutelato invece il pubblico. Spariscono le 99 cabine dello stabilimento balneare e questo, spiega Di Capua, elimina il rischio di una futura privatizzazione della spiaggia. Poi il comune guadagna 3 parcheggi e spazi di manovra più agevoli. Migliore anche la separazione del verde. Le piantumazioni saranno lasciate sul terreno, prima invece erano previste su una soletta di cemento. Gli uffici comunali, conclude il sindaco, hanno poi accertato che a fronte di un perfezionamento delle opere pubbliche si passa da 661.000 euro circa a 742.000, quasi 81.000 euro a favore del comune. Critiche sono arrivate però dal gruppo Noi di Chiavari, che oltre a chiedere chi ha seguito la pratica senza ricevere una risposta soddisfacente, afferma in una nota l'ex sindaco Levaggi, critica la cancellazione delle cabine, cosa che spiega porterà alla cancellazione di 40 posti di lavoro. Un numero assurdo secondo il sindaco, che ha chiesto da dove sia saltato fuori e che farebbe pensare a ricavi impensabili per la SPA che si intende realizzare. Noi di Chiavari intende comunque portare la questione a chi di competenza, così, prosegue la nota, se ci sono stati errori saranno presi in considerazione. Quanto al Torriglia, seconda pratica in esame, Noi di Chiavari ha espresso dubbi sulla scelta dell'amministrazione di assegnare incarichi ai consiglieri Giardini e Corticelli, quando bastavano i 5 membri del Consiglio del Torriglia già nominato. In ogni caso è stata richiesta da tutta la minoranza la convocazione di una commissione per indagare sulla gestione della struttura, sull'area di Preli e sul contratto cinquantennale della collina. E ora torniamo ad occuparci delle gallerie di Moneglia, ieri rimaste chiuse tra le 17:30 e le 21:30 e poi riaperte solo alle auto e ai motocicli. A causare i disagi una buca che si è aperta in mezzo alla strada sul tratto di competenza del comune di Sestri Levante. Oggi le operazioni di messa in sicurezza e i dettagli nel servizio. Si è rivelata meno profonda del previsto la voragine sulla strada in località Madonnetta che nel tardo pomeriggio di ieri ha portato alla chiusura delle gallerie di Moneglia. L'ipotesi più accreditata è che la buca si sia formata per l'erosione del mare che in quel punto colpisce duramente, ha spiegato il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio. Peraltro nella stessa zona è emersa una perdita nel tubo dell'acquedotto, tuttavia, dice la Ghio, le due cose non sembrano correlate. Oggi, intorno alle 15:30-16, la buca sarà riempita con una gettata di cemento. Per consentire l'intervento dell'autobotte, le gallerie di Moneglia saranno nuovamente chiuse. La circolazione resterà interdetta per mezz'ora, forse per un'ora. Poi la viabilità sarà riaperta sul tratto a monte soltanto per auto e motocicli. Bus e mezzi pesanti dovranno ancora transitare sul Bracco o attraverso la A12. Questo finché non sarà ripristinata l'intera strada, ma al momento è difficile prevedere i tempi. Pochi, per fortuna, i disagi al traffico. Indubbiamente in tutte le stagioni, ma in questo soprattutto, avere le gallerie chiuse sarebbe un disagio notevole. Però non dimentichiamo che al primo posto ci sta la sicurezza dei cittadini e quindi su questo non si transige, non si scherza. Quindi il primo obiettivo è quello di mettere in sicurezza la viabilità e la salute dei cittadini. Detto questo, cerchiamo di fare il massimo per diminuire il disagio. Saranno monitorate anche le zone di galleria comunque dal lato di Moneglia per magari possibili danneggiamenti comunque dovuti all'erosione del mare come questo?
Sicuramente noi effettuiamo dei monitoraggi relativamente sia alle volte delle gallerie sia agli impianti tecnologici per vedere che non ci siano delle lampade che possono essere pericolanti o quant'altro. Diciamo che rispetto all'erosione del mare questo è il punto più sensibile, perché poi gli altri punti sono leggermente più all'interno. La festa dell'Assunta è stata celebrata con solennità anche nelle parrocchie di Nozzarego e Portofino. A guidare la riflessione un passaggio di Papa Francesco. Di fronte al pensiero comune che vede nella vita un lento percorso verso il decadimento, il cristiano crede che nell'orizzonte dell'uomo c'è il sole che illumina per sempre. Nel giorno della festa sono stati presentati gli interventi realizzati nella chiesa parrocchiale del Divo Martino riguardanti la cupola lato nord e le vetrate. Nel complesso parrocchiale della chiesa del Divo Martino a Portofino sono tornate al loro antico splendore due parti significative: la piccola cupola lato nord e le vetrate artistiche non soggette a vincolo realizzate tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. L'intervento più articolato da eseguire è stato il restauro della cupola con elementi a squama di pesce di una certa complessità. Impone una sequenza e delle dimensioni che devono quindi dal basso verso l'alto diminuire in dimensioni, larghezze, profondità, ma avere delle corrispondenze. Stiamo parlando di copertura in tripla. Non solo, questa in più ha la particolarità che si vede solo lateralmente, quando si è di fronte si vede come cupola intera, in realtà la cupola principale è incastrata, diciamo, è inserita nella copertura, quindi gli anelli delle squame di pesce in realtà per almeno 3, 4, 5 corsi sono incompleti. L'opera ha richiesto un lavoro minuzioso e attento, fedele a quanto realizzato 3 secoli fa. È stata totalmente smontata e versava in condizioni davvero pessime, sia dal punto di vista della copertura che dal punto di vista statico-strutturale. E il cercare di riproporre in modo assolutamente fedele a quello che avevano fatto 3 secoli fa ha comportato una lavorazione importante, però di un fascino incredibile. In seconda battuta sono state restaurate 12 vetrate della chiesa, le 7 che rappresentano i sacramenti nella navata, 3 nella cappella laterale raffiguranti l'ascensione, una nel prospetto sud e una sul presbiterio. L'intervento è consistito nell'asportazione ovviamente dei pannelli in vetrata artistica e abbiamo sostituito i vetri che erano presenti, che erano dei vetri semplici, abbiamo messo dei vetri antisfondamento. E dopodiché abbiamo portato le vetrate nei nostri laboratori e abbiamo appunto fatto il restauro. Per la cupola l'importo di 80.000 euro è stato temperato attraverso l'amministrazione dei beni immobili della parrocchia. Anche i 20.000 euro di spesa delle vetrate sono stati coperti grazie alla generosità di benefattori anonimi. 12.000 euro sono stati devoluti da un ottantenne che per la festa del suo compleanno ha raccolto offerte per la parrocchia. 5.000 euro sono state donate da un altro benefattore anonimo ed infine i portofinesi hanno contribuito per la restante parte consentendo alla parrocchia di completare l'opera senza alcun debito. La comunità di San Massimo a Rapallo si prepara a celebrare la festa del Santo Titolare. La preparazione ogni sera alle 18 con la preghiera del Rosario e la lettura del documento pastorale del Vescovo Alberto Tanasini per una chiesa che si rinnova nella gioia del Vangelo. Domani vigilia alle 18 il canto del Vespro. Domenica, giorno della solennità, alle 10 la messa celebrata da Don Giuseppe Carpi, rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Alle 17:30 i Vespri, la processione con l'Arca del Santo, i crocifissi, al termine la riflessione e l'adorazione eucaristica. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti. Avvenire titola Genova, dolore e accuse. Le vittime sono 38, si scava il via alle inchieste, governo contro autostrade e concessione a rischio. Dopo il crollo del ponte Morandi, centinaia di sfollati e scie di roventi polemiche. Movimento 5 Stelle contro l'esecutivo Renzi, favorì Benetton. La replica è sciacallaggio, nuovo viadotto in un anno, si promette.
Strada, chi controlla e chi ci guadagna, lo scenario è ritratto da Pietro Saccò, e poi ancora commento Camon, cuore dalla vergogna, e il commento di Musapi e cuore della poesia, i volti e le storie di quelle vite spezzate sotto le macerie di Paolo Ferrario. E poi ci sono altre notizie in breve. La Santa Sede e Segreteria di Stato, il sostituto sarà Peña-Parra. Vediamo all'interno di Avvenire Vaticano: Peña-Parra nominato sostituto alla Segreteria di Stato. L'arcivescovo venezuelano subentra a Becciu dal 15 di ottobre con una mossa sorpresa nei tempi e nella persona. Il Papa ha nominato il nuovo sostituto per gli affari generali di Stato della Segreteria Vaticana. Lo ha fatto di Ferragosto, quando il Vaticano è praticamente in ferie, chiamando al delicato compito l'arcivescovo venezuelano Edgar Peña-Parra, 58enne, dal 2015 nunzio apostolico in Mozambico. Veniamo al secolo XIX, lo strappo sui funerali di Stato per domani, il no da parte delle famiglie, persa la fiducia, ancora 15 dispersi, prima casi agli sfollati, revoca della concessione alla società Autostrade, la Consob frena il governo contro Di Maio e Renzi. E poi le carte dello scandalo: il Morandi è sicuro, così Autostrade rassicurò comune e regione. Giuliano Galletta interviene dicendo: città ferita a morte, riuscire a salvarla è una sfida nazionale. Ponte, ecco il preoggetto, Di Maio apre alla Gronda le nuove infrastrutture. E poi anima dell'Interclub sulla 10 verso Uscio, e vediamo la vittima del Levante, un ragazzo di Uscio, Henry, che transitò sul ponte per evitare l'assetto. Gliel'aveva chiesto l'amica morta insieme a lui in auto. Il 28enne di Uscio, deceduto sul Morandi, era popolare nel Golfo Paradiso perché anima dell'Interclub Recco. Tutto il paese in lutto, era un bravo ragazzo. Cambiando argomento, 5 anni fa il crollo a Carasco, si ricorda il 22 ottobre 2013, lo sgretolamento del ponte che costò la vita a Claudio Rosasco e Lino Gattorna. E poi ieri si è formata anche una voragine sulla strada delle gallerie di Moneglia. Ieri le gallerie chiuse per 4 ore, oggi lavori di messa in sicurezza. Per le ultime notizie andiamo ora in redazione. Per noi oggi Francesca Caporello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. Inaugurato questa mattina in piazza Matteotti a Sassi Levante il mercatino dei sapori, aspettando pane e olio, la mostra mercato dei prodotti d'eccellenza enogastronomica. Banchetti con porchetta, salumi, formaggi, oli d'oliva e molto altro ancora si possono infatti trovare nella piazza del Comune fino a domenica dalle 10 alle 20. E adesso ascoltiamo la voce di una delle commercianti e poi la linea può tornare allo studio. Come sta andando questo banchetto? Bene, il quarto anno che la facciamo, siamo sempre contenti, il prodotto piace, siamo soddisfatti. Poi è il primo anno che la facciamo di venerdì, quindi siamo contenti, dai. Ecco, ci sarà anche domani. Qual è il programma della giornata di sabato? È uguale a questo, sempre questo. Se farà probabilmente un serale, si tirerà fino a verso le 10:30, 11 e basta. Siamo qui sperando che arrivi gente, si venda e siamo tutti contenti e soddisfatti. Che tipo di prodotti vende lei? Allora, abbiamo porchetta, i famosi crudi di Norcia, cinghiale, specialità di tartufo, salami norcini, specche di cinghiale, legumi e tutto ciò, anche delle novità che sono queste qua, che è una regina di Norcia aromatizzata all'aceto balsamico. Lei da dove viene? Da Città di Castello. Quindi sono tutti prodotti tipici umbri? Esatto, sì. Qual è il senso di questo banchetto, di questa giornata? Si esce per lavorare, dato la situazione che c'è un po' su Norcia col terremoto, quindi volente o nolente siamo comunque costretti a uscire per poter andare avanti, per rimettere a posto tutto il disagio che comunque succede. Entriamo in studio, ci avviamo alla conclusione del nostro telegiornale, abbiamo alcuni aggiornamenti che riguardano la giornata di lutto nazionale proclamata per domani in concomitanza con il funerale delle vittime del crollo, funerale che si terrà alle 11:30, in questo orario saranno suonate anche le campane delle chiese della diocesi di Chiavari. Abbiamo un'iniziativa
del Santuario di Montallegro, del rettore del Santuario di Montallegro, Don Gianluca Trovato, che domani sera alle ore 22 al Santuario di Montallegro reciterà il rosario in memoria delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Sarà possibile salire al Santuario per partecipare a questo momento di raccoglimento anche tramite la funivia che effettuerà servizio in notturna. E tra le manifestazioni che sono state annullate in segno di rispetto e partecipazione al dolore è stata annullata anche la manifestazione prevista per domani sera a San Colombano di Vignale in occasione della festa di San Rocco, rispettando invece il programma previsto per le serate di domenica, lunedì e martedì. Si conclude così questa edizione del TG13, l'informazione di Telepace torna questa sera alle 19.15, alle 20.30 e alle 22.45. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.